Entro il 2030 nelle RSA veneziane serviranno altri 800 posti letto per anziani non autosufficienti che non riusciranno a pagare la retta. Il dato, insieme a molti altri, emerge da uno studio commissionato da FNP Venezia per mappare i centri servizi in relazione alle previsioni demografiche e la provincia di Venezia raggiunge il primato. Spicca Venezia tra le province del Veneto come rapporto di posti letto privati sul totale. Siamo al 64% con un forte incremento in un periodo oltretutto molto limitato. In soli 4 anni è cresciuto di 7 punti percentuali questa presenza del privato sui posti letto delle RSA. Ovviamente poi il tutto va rapportato alla popolazione di over 65 e quindi ai possibili non autosufficienti che in 40 anni è più che raddoppiata, si è passati da 100.000 a 200.000 in provincia di Venezia. Il dato che emerge con più evidenza è la privatizzazione del settore. Dal 2016 al 2020, infatti, Venezia è stata la provincia del Veneto che ha fatto il salto maggiore verso il privato, passando dall'offrire il 56,9% dei posti letto al 63,8%. Ci stiamo rendendo conto che la Regione non sta controllando il sistema. Il pubblico un po' alla volta viene recuperato dal privato, la Regione su questo non dà segnali, non fa capire di essere nel pezzo e quindi noi ci troveremo con una sanità che sarà di fatto privata, fatto un po' alla volta, pezzettino per pezzettino, e quando ce ne renderemo conto ormai il sistema è in mano ai privati.